buongiorno, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Buona domenica, vediamo insieme i principali titoli. Tragico incidente nelle gole dell'Alcantara. Un uomo di 58 anni è morto mentre praticava il body rafting tra le gole rocciose del nostro canyon siciliano. Era palermitano e si trovava qui insieme ad un gruppo di escursionisti. Il corpo è stato recuperato da un elicottero dei Vigili del Fuoco. Migranti, scontro tra magistratura e governo per il Tribunale di Catania. Illegittima la norma sulla cauzione di 5.000 euro per chi vuole evitare i 18 mesi nei centri di permanenza e rimpatrio. Ricorso del Ministero dell'Interno, contrasto, maggioranza, opposizioni. A Pantelleria l'ultimo saluto ad Annalisa, la donna arsa viva dal compagno, il dolore atroce dei figli, la condanna del vescovo Giordanella. Non si può dire di amare una persona ed essere violenti, possessivi. Inaugurata al molo di Levante di Catania la Mare Nostrum Diche, la barca con cui gli scafisti trafficavano migranti diventa simbolo di legalità assegnata all'Arco Club d'Italia. Calcio, quinto appuntamento in campionato per il Catania che oggi alle 14 a Caserta cerca il riscatto dopo la battuta d'arresto con il Foggia. Ingaggiato il portiere Albertoni, oggi il Messina ospita il Francoscoglio l'Avellino tra le favorite per la promozione. Bentrovati. Muore mentre fa body rafting nelle gole dell'Alcantara. L'incidente è avvenuto in una zona a monte del fiume. A perdere la vita un escursionista di Palermo. Il corpo è stato recuperato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Il body rafting è una pratica esplorativa dei torrenti che scorrono tra le gole rocciose. In pratica le persone usano il proprio corpo come zattera. Vediamo cosa è successo con Tonino De Mana. Un tragico incidente legato a fatalità, una distrazione o un'imprudenza. Sarà la magistratura a far luce sulla morte di Fabio Valentino, 58 anni, escursionista palermitano, morto annegato ieri pomeriggio nelle gole dell'Alcantara mentre stava effettuando body rafting discesa a corpo libero lungo il corso d'acqua in compagnia di alcuni amici. L'incidente, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, è accaduto in una zona a monte del corso d'acqua al confine tra le province di Messina e di Catania in territorio di Castiglione di Sicilia. Il corpo di Fabio Valentino è stato recuperato da un elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo 2 sommozzatori e 2 elicotteri dei Vigili del Fuoco coadiuvati dai soccorritori del Parco dell'Alcantara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mottacamastra e della compagnia di Taormina. Il gruppo di escursionisti aveva raggiunto il fiume Alcantara a quanto sembra entrando dalla centrale idroelettrica dell'Enel incontrata all'Arderia. Dopo essere scesi nel fiume e indossando mute e utilizzando attrezzature d'arrampicata è avvenuto l'incidente. La salma è stata recuperata dall'elicottero Drago 146 del reparto volo Vigili del Fuoco di Catania. Il Ministero dell'Interno ricorrerà contro la sentenza del Tribunale di Catania che ha giudicato illegittima la nuova norma che prevede una cauzione di 5.000 euro per chi vuole evitare i 18 mesi nei centri di permanenza e rimpatrio. Il verdetto della magistratura libera alcuni migranti trattenuti nel centro di Pozzallo, una decisione destinata a sollevare un vespaio e una doppia battaglia legale e politica. Sentiamo Manlio Viola. La legislazione italiana può essere scavalcata e non applicata se in conflitto con le scelte europee. È il principio sancito con una decisione del Tribunale di Catania che ha respinto una delle prime applicazioni della nuova norma sul trattenimento dei migranti. La questura di Ragusa aveva applicato la nuova procedura di frontiera nei confronti di alcuni migranti che erano nel centro di trattenimento di Pozzallo, disponendo ulteriore trattenimento fino a 28 giorni per esaminare la domanda di protezione internazionale. Ma il giudice ordinario di Catania non ha convalidato, stabilendo anche un incredibile precedente. Una decisione che sta sollevando un vespaio di polemiche contro la quale il Viminale annuncia oggi pomeriggio il ricorso e lo fa con una nota ufficiale. Il Ministero dell'Interno impugnerà il provvedimento. La fondatezza dei richiami giuridici contenuti nelle motivazioni della decisione sarà quindi sottoposta al vaglio di un altro giudice. Sul banco degli accusati c'è il cosiddetto decreto Cutro che il governo ha intenzione di difendere. Esiste un dossier migranti, sottolineano le stesse fonti del Ministero, che racconta come la procedura accelerata di frontiera è uno
degli aspetti già contenuto nella direttiva europea del 2013, che adesso trova unanime consenso da parte dei paesi europei nell'ambito del nuovo patto per le migrazioni e l'asilo che si sta costruendo. Ma per l'avvocato Riccardo Campochiaro, presidente del centro Astaldi di Catania, la fideiussione bancaria personale richiesta dalla norma italiana non è compatibile proprio con la direttiva 33 del 2013 dell'Unione Europea. Dal PD e dalle forze di sinistra si valuta invece solida la motivazione della decisione assunta dal Tribunale di Catania, una vicenda sulla quale si prepara una doppia battaglia, legale da un lato, politica dall'altro. Incendio nella stiva del traghetto partito da Lampedusa, evacuati tutti i passeggeri, compresa un'ottantina di migranti. La nave era diretta verso Porto Empedocle. Sull'isola altri 2 sbarchi. Luca Ciliberti. Sono stati tutti evacuati e trasbordati sulla nave 18 della Capitaneria di Porto i 175 passeggeri del traghetto di linea Cossira, dove nella sala macchine si è sviluppato un incendio mentre era in navigazione verso Porto Empedocle. Solo una famiglia composta da 3 adulti e un bambino è stata fatta salire sulla motovedetta della Capitaneria di Porto per essere trasferita a Lampedusa, mentre tutti gli altri sono rimasti in viaggio verso Porto Empedocle. L'evacuazione è stata decisa durante la notte per motivi di opportunità e non di sicurezza, ossia per evitare che i passeggeri rimanessero troppo tempo in attesa sulla nave. Non c'è stato mai, infatti, alcun pericolo per l'incolumità dei passeggeri. L'incendio si è sviluppato mentre la nave di linea si trovava a 5 miglia a sud da Linosa. A bordo c'erano complessivamente 175 persone, di cui 83 migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa, ma l'incidente alla Cossira ha evidenziato ancora una volta la necessità di un rinnovamento della flotta in servizio alle Pelagie. I mezzi, infatti, sembrano che non possano più garantire standard di efficienza e sicurezza necessari a residenti e turisti, a maggior ragione nei periodi di massimo utilizzo, quando sulle navi vengono imbarcati anche i migranti da trasferire verso altre località. In nottata a Lampedusa sono arrivati altri barchini con 83 migranti partiti da Sfax e Misurata. Salgono così a 7 gli sbarchi nelle ultime ore, con quasi 200 persone già trasferite nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Altri 45 migranti, soccorsi al largo delle coste libiche, hanno fatto rotta verso Pozzallo sulla nave dell'ONG inglese Louis Michel, finanziata dall'artista britannico Banksy. I migranti saranno trasferiti nel vicino hotspot, che attualmente ospita 152 persone, mentre nel CPR di Modica ne sono state ospitate 146, più 7 persone tunisine richiedenti asilo politico, le prime a entrare nella nuova struttura prevista dal governo a Pozzallo. A Pantelleria adesso per l'ultimo saluto ad Annalisa Fontana, la donna uccisa brutalmente dal compagno. Tutta la comunità si è fermata, il ricordo straziante dei figli e la condanna di ogni forma di violenza da parte del vescovo Giurdanella. Non si può dire di amare una persona ed essere violenti, possessivi. Laura Spanò. È ancora buio quando stamane il feretro di Annalisa Fontana, la mamma di 48 anni, morta dopo essere stata data alle fiamme dal compagno, è giunto a Pantelleria. Accompagnato dall'ex marito, ha raggiunto l'isola a bordo del traghetto salpato ieri da Trapani. In banchina ad attendere alla bara della donna invece i figli, stretti in un abbraccio commosso e struggente. Stamane poi tutta la comunità di Pantelleria si è fermata per dare l'ultimo saluto ad Annalisa. I funerali, officiati dal vescovo di Mazzara del Vallo, Monsignor Angelo Giurdanella, sono stati celebrati in una chiesa madre gremita. Toccante il saluto di Cristina, una delle figlie della vittima, che ha preso la parola con la voce rotta dal pianto. I nostri genitori ci hanno insegnato l'amore e l'unione di due persone. E l'amore è un sentimento fatto di supporto, armonia e desiderio di costruire un futuro insieme. Quindi non può ucciderti. Io invece vi chiedo di aiutarmi a essere forte per loro e di continuare a trasmettermi tutto l'amore di cui hanno bisogno. Un lungo applauso ha accolto il feretro di Annalisa all'uscita dalla chiesa, poi il mesto viaggio verso il cimitero dell'isola. Intanto rimane piantonato in ospedale con l'accusa di omicidio aggravato Onofrio Bronzolino, l'uomo che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha dato fuoco ad Annalisa dopo avergli gettato del liquido infiammabile addosso. Era la barca con la quale gli scafisti trafficavano migranti. Da oggi è diventata simbolo della legalità. Inaugurata al Molo di Levante di Catania, la Mare Nostrum, di che la motonave sequestrata alla criminalità è stata assegnata all'Archeo Club d'Italia, e vediamo cosa ne farà Emanuela Corsi.
Inizia da qui, dal molo di Levante del porto di Catania, la nuova vita dell'Oceanis 473, ribattezzata Mare Nostrum Diche. Diche come la dea greca della giustizia. Sì, perché questa motovela è un bene sottratto alla criminalità, oggi riconsegnata alla collettività, che solcava il Mediterraneo dall'Egeo verso l'Italia trasportando illegalmente vite umane. Questa motonave ha una capienza massima di 12 posti, ma scafisti senza scrupoli facevano salire anche 100 persone. Uomini, donne, bambini, stipati al suo interno come dei sacchi. Oggi il bene è stato dato in gestione all'Archeo Club d'Italia per diventare la motonave della legalità con una nuova missione nel Mar Mediterraneo. La prima sua rotta in realtà, come imbarcazione della legalità, la farà per arrivare a Napoli, dove lì sosterremo per fare una prima attività insieme con l'imbarcazione nella settimana della Protezione Civile Nazionale, con i ragazzi del Centro di Giustizia Minorile, perché lo scopo di questa imbarcazione è uno scopo di tipo sociale e anche nell'ambito della tutela ambientale. Quindi noi faremo questo percorso per poi incominciare tutto un iter molto più importante. L'idea è quella di promuovere bellezza e inclusione attraverso la riproposizione delle antiche rotte del Mediterraneo come quelle commerciali, culturali e militari. Una giornata assolutamente importante, ringraziamo chi ha condotto questa operazione, dalla Guardia di Finanza, successivamente da tutti gli attori, in primis Rosario Sant'Anastasio, che sono riusciti a portare oggi la nave della legalità. La motovela ospiterà inoltre conferenze sulla legalità, anche dedicate ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I tagli alle risorse del PNRR destinate ai beni confiscati alla mafia rischiano di vanificare i progetti di riutilizzo dei beni. Così resta ancora chiusa la villa di Santa Paola nel Catanese. Protestano le associazioni, un favore alla mafia. Luca Ciliberti. A San Gregorio, in via De Chirico 15, c'è un immobile sequestrato alla mafia che per molti giovani e per le associazioni è diventato un simbolo di lotta. Si tratta dell'ex villa del boss Nitto Santa Paola. Qui dovrebbe nascere un centro antiviolenza e un centro dedicato ai bambini autistici. Torniamo 2 anni dopo a denunciare il fatto che il governo ha deciso di cancellare questa misura, regalando alla mafia nuovi anni di abbandono e nuovi anni di dimostrazione che la mafia può essere più forte dello Stato, che non riesce neanche a prendersi cura di un luogo così simbolico come la casa confiscata del boss Nitto Santa Paola, dalla quale sono partiti ordini di omicidi e malefatte per tutta la Sicilia. Il piano economico del PNRR prevedeva 300 milioni per la ristrutturazione e il riutilizzo di centinaia di beni confiscati e abbandonati nel sud Italia. Gli enti locali hanno presentato oltre 400 progetti meritevoli di finanziamento, 250 sono stati approvati e finanziati, altri 170 sono risultati idonei per un successivo finanziamento. I comuni hanno lanciato gli appalti, alcuni hanno preso anche gli anticipi, ma a luglio il governo ha deciso di destinare altrove le risorse. A fine giugno abbiamo ricevuto la prima tranche, il primo acconto di 59.500 euro, quindi ufficialmente oggi non posso dire che questo impegno, questo progetto è stato bloccato, quindi siamo in corsa con tutti gli impegni burocratici che ci vedono per appunto arrivare all'obiettivo finale sociale di cui la valenza è importantissima. Scongiurato il rischio di uno stop ai collegamenti con le isole siciliane, la Regione ha raggiunto l'accordo con Caronte Tourist per cui la compagnia di navigazione gestirà il servizio per gli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e per Ustica. Firmata una proroga di 1 mese per i collegamenti con Pantelleria. Si chiama Fiera ed è venuta al mondo, l'asinella che è venuta al mondo a Ragusa all'interno della Fiera Agroalimentare Mediterranea. È già diventata la mascotte della manifestazione. Laura Curella. È nata ieri ed è già nel cuore di tutti, bambini e non solo. Si chiama Fiera, l'asinella venuta al mondo a Ragusa all'interno della FAM 2023, la Fiera Agroalimentare Mediterranea. Ci ha fatto molto piacere questo evento di aver avuto questa nascita qui in Fiera. Abbiamo deciso appunto di chiamarla Fiera in onore della manifestazione. È un asino sardo, sono degli asini molto importanti che noi utilizziamo tanto per la pettela, perché la nostra azienda, oltre che dell'allevamento degli asini sardi,
ci si occupa maggiormente dell'allevamento dell'asino ragusano. L'asino ragusano è una razza autoctona, quindi nata nel nostro territorio, che ha rischiato per tantissimi anni l'estinzione, ed è proprio da poco tempo che si sta cercando un po' di uscire da questo tunnel attraverso la selezione genetica, rispettando i caratteri di razza. Stiamo cercando appunto di ripopolare questa razza e di arrivare ai numeri che erano presenti fino a decine di anni fa. Fiera si gode le attenzioni dei bambini e dei più curiosi, mentre è accucciata accanto alla sua mamma e compie i primi passi. Sono bellissimi, molto carini, li vorrei avere a casa. Per me anche sono carinissimi, troppo carini. Ce n'era uno che penso che è incinta di 2 bambini, è molto grossa. Questa qua. Sin dai primi istanti della sua vita, questa piccola asinella è diventata così la mascotte della FAM 2023, incarnando l'orgoglio e la forza di una razza che ha una storia ricca. Fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con la pagina dedicata al calcio. Ritorniamo in studio con il calcio. Il Catania, dopo una partenza lenta, 4 punti in 4 partite, cerca il successo in casa della Casertana. Intanto arriva un nuovo portiere, si chiama Albertoni, dopo l'infortunio di Livieri. Tabbiani crede nel riscatto dopo la gara col Foggia. Marco Carli. Catania per affermare nuovamente di essere una protagonista del campionato, quello che i numeri non hanno dimostrato fin qui. Solo 4 punti raccolti nelle prime 4 partite, e se i conti non tornano, le impressioni dal campo portano Tabbiani a riaffermare l'importanza di concetti che vengono assimilati e che devono portare a un risultato finora mancato, anche per una dose di sfortuna. In tante cose vedo la squadra prontissima, in altre vedo che dobbiamo ancora andare a migliorare. La società, io mi sento piena fiducia da parte loro, sapendo che il calcio è fatto di risultati. Lavoro in una società stupenda con delle persone che ci lavorano fantastiche, colleghe che ci stanno dando veramente una mano. A Caserta, domenica alle 14, Tabbiani deve fare i conti con una squadra ancora non al completo, con l'ultima tegola di Livieri. La società è corsa ai ripari, ingaggiando Marco Albertoni, portiere ligure classe 95, che ha giocato in C con le maglie fra le alte di Spal, Mantova, Pistoiese e Lucchese. Ma a Caserta dovrebbe giocare dall'inizio Beters. Di Carmine è pronto per tornare dal primo minuto insieme a Marsura, Zammarini e Silvestri, mentre dovrebbe esserci spazio ancora dal primo per la Dinetti. Sarebbe meglio avere tutti a disposizione, qualcuno a breve termine, non abbiamo grossi rientri, diciamo, vediamo un po' la situazione di Rapisarda che sta iniziando un po' ad aumentare, e gli altri siamo un po' più lontani. E se il Catania cerca l'acuto in trasferta, la Casertana finora ha accumulato solo pareggi, 4 partite, 4 punti, stessa classifica del Catania seppur con modalità diverse. E se la squadra rossa-azzurra ha segnato solo con Di Carmine, i 3 gol della Casertana sono tutti dell'ex Curcio, incroci e dettagli di una sfida importante che come sempre verrà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live a partire dalle 13:30 con collegamenti da Caserta, commenti studio e il consueto ricco post partita con le interviste ai protagonisti. Impegno casalingo per il Messina, che al Francoscoglio riceve la visita dell'Avellino. La squadra di Modica insegue la prima vittoria stagionale dopo 2 pareggi e una sconfitta. Sergio Colosi. Ottobre è il mese verità per il Messina, che con 3 buone partite ha svestito i panni di Cenerentola predestinata, anche se il bottino di 2 punti è magro rispetto alle prestazioni. Con 8 gare in 29 giorni, Coppa Italia compresa, esami a ripetizione per i giallorossi, che cominciano al Francoscoglio contro l'Avellino. Certamente adesso abbiamo un impegno importante che è l'Avellino che viene da 2 risultati utili consecutivi e utili in termini di classifica importante, perché hanno fatto secondo in 2 partite. E quindi il valore che si parlava all'inizio sta incominciando a venire fuori, anche se sono partiti male. La squadra è forte, la squadra ha un grande organico ed è stata allestita per fare qualcosa di importante. Dall'esonero di Rastelli all'arrivo di Pazienza e subito effetti speciali per i campani, con 6 punti tra Sorrento e Monopoli. Vittoria invece che manca al Messina dopo averla sfiorata con la Turris. E dobbiamo cercare di capire
capire che non possiamo giocare allo stesso ritmo loro, perché qualitativamente siamo molto più alti e quindi dobbiamo imprimere qualcosa di diverso. Se riusciamo a capire tutto questo, può darsi pure che la partita diventa importante e bellissima, se no diventano dolori, perché qualitativamente sono forse qualche spanna in più. Assenti Giunta infortunato e Franco che sconta l'ultima giornata di squalifica, ma nel Messina non si esclude un mini turnover. Bene, per questa edizione è tutto, io vi lascio alla rassegna stampa a cura di Emanuela Corsi e poi alla programmazione di Antenna Sicilia. Da parte mia, dei tecnici della regia, una buona domenica, arrivederci.